Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Elezioni nelle isole, l'affluenza più bassa d'Italia. Si vota fino alle 23 per eleggere i nuovi deputati del Parlamento europeo e in Sicilia per il rinnovo di 37 amministrazioni comunali. Mattarella ha votato a Palermo. Notte di sangue nelle strade siciliane, a Modica marito e moglie muoiono mentre viaggiavano a bordo della loro moto che si è scontrata con un'auto guidata da un 28enne. Sulla A18 muore un 46enne nello scontro tra due auto all'altezza dello svincolo di Acireale. Nuova aggressione negli ospedali siciliani, un paziente dà in escandescenze e danneggia il triage del pronto soccorso di Villa Sofia. Arriva il grande caldo e Catania si fa trovare pronta, spiagge libere e solarium del lungomare aperti, seppur con qualche criticità. Anche nel siracusano lidi invasi dai turisti e proprio per le alte temperature si sono registrati i primi roghi, soprattutto tra Trapani e Palermo. Palermo di nuovo invasa dai rifiuti, cassonetti dati alle fiamme, roghi notturni e discariche a cielo aperto. Strage sul lavoro a Casteldaccia, i 5 operai morti potrebbero essere stati indotti in un errore. Trapelano nuovi dettagli dalle perizie della Procura di Termini Imerese. La comicità di Nino Frassica, protagonista oggi a Etna Comics per l'ultimo giorno del Festival del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop. L'attore ha presentato il suo nuovo film, 30 anni di meno. Catania, calcio, Catania vicino all'ufficializzazione del nuovo tecnico, il nome è sempre più quello di Toscano. A Messina si lavora per definire l'accordo con Giacomo Modica, il Trapani punta al triplete. Bentrovati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato per le europee nel seggio dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII in via Rutelli a Palermo. Il Presidente, come vediamo, ha stretto le mani agli scrutinatori e il Presidente ha poi presentato anche, lo hanno salutato con un applauso. Si vota fino alle 23 per scegliere i 76 membri italiani del Parlamento europeo e in Sicilia anche 37 sindaci. Alle 19 i votanti a livello nazionale sono stati il 39,2%, sembra vincere l'astensionismo. Incidente mortale nel Ragusano, a perdere la vita 2 coniugi a bordo di una moto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'auto guidata da una 28enne di Modica. Simona Mazzone. Tornavano da una serata trascorsa a Scicli con gli amici a bordo della loro moto Giovanni Cascone, 57 anni, e Angela Polizzi, 53, entrambi residenti a Ragusa, lei originaria di Ramacca nel Catanese. I coniugi che sabato notte hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada che collega Ragusa a Modica poco dopo il Ponte Costanzo. Per cause in corso di accertamento, il mezzo a 2 ruote con a bordo marito e moglie si è scontrato con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica che è rimasta ferita nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l'esatta dinamica, mentre i vigili del fuoco sono stati chiamati per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l'impatto tra la moto e l'auto sia stato particolarmente violento, ma al momento non sono ancora chiare le responsabilità dei conducenti. Per i 2 motociclisti, entrambi docenti di musica, purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre la giovane ha riportato alcune fratture e si trova ricoverata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ancora sangue sulle strade siciliane. Un uomo di 46 anni, Salvatore Papa, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A18 Messina-Catania. Lo scontro, che ha coinvolto 2 veicoli, è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. Nuova aggressione con danneggiamento in un ospedale palermitano. Un paziente dà in escandescenze e distrugge la sala del triage del pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia, prima di essere bloccato dalla polizia. Manlio Viola.
Nuova aggressione in un ospedale di Palermo. Un paziente in attesa improvvisamente ha dato in escandescenze e ha danneggiato il triage dell'ospedale Villa Sofia. L'uomo ha gettato a terra il computer e la stampante della stanza, ha rovesciato la barella e sparso per il pavimento gli strumenti utilizzati dai sanitari per il primo soccorso e la valutazione del caso. Dopo l'esplosione di rabbia sfogata sugli oggetti, solo la prontezza degli impiegati di sicurezza dell'ospedale avrebbe evitato che l'aggressione continuasse ai danni dell'infermiere addetto al triage, secondo quanto raccontato dai testimoni. Sul posto poco dopo sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno bloccato il paziente in escandescenze, che adesso rischia la denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. I danni alla sala triage hanno rallentato le operazioni di pronto soccorso e complicato le già non semplici condizioni proprio del pronto soccorso di Villa Sofia, che è uno dei più frequentati della città, spesso con lunghe attese per i soccorsi meno urgenti. L'ultima aggressione del genere di cui si è a conoscenza è avvenuta nemmeno 2 settimane fa in un altro pronto soccorso palermitano, quello dell'ospedale civico. Caldo, a Catania parte ufficialmente la stagione balneare, aperti i lidi della playa, le spiagge libere della playa e i solarium di Piazza Sciascia, anche se non mancano alcune criticità. Gli amanti della Tintarella approvano con riserva. Tonino De Mano. La voglia di mare è tanta e di crogiolarsi al sole ancor di più. Decolla a Catania la stagione balneare che vede già aperte le spiagge libere della playa e la piattaforma di Piazza Sciascia. Di buon mattino gli amanti della Tintarella scoprono così il solarium di fronte a Piazza Europa, aperto con grande anticipo rispetto al passato, anche se non manca qualche criticità. Ferri sporgenti e in parte arrugginiti rappresentano un pericolo per chi accede in mare, per non contare dell'assenza di 2 scalini nella parte terminale, peraltro senza adeguato passamano. A scendere manca uno scalino e quindi deve prendere la posizione per scendere. Al salire anche c'è un po' di difficoltà. Ne prende atto l'assessore al mare Guzzardi. Già questo è stato segnalato alla ditta che ha costruito il solarium e verranno prese le correzioni idonee già da lunedì mattina. In attesa dei ritocchi e dell'area ristoro che dovrebbe aprire tra domani e martedì, i catanesi si godono il solarium ed approvano. L'ho trovato bellissimo e completo, diciamo. Alla fine non manca niente, le docce sono anche bellissime, messe bene. Quando non vado fuori vengo sempre dai solarium, è una cosa che il Comune di Catania ha fatto bene. E sabato prossimo, intoppi permettendo, sarà inaugurato anche il solarium del Nautico. Siamo pronti, stanno lavorando in modo incessante, tutta la ditta che ringraziamo e anche l'assessorato al mare. Naturalmente bisogna dirlo, bisogna ringraziare sia le ditte che hanno effettuato i lavori, ma soprattutto ringraziare anche la tassa di soggiorno e quindi le migliaia di turisti che vengono in città, che ci danno la possibilità di rinforzare i servizi soprattutto sul mare. A margine segnaliamo i soliti incivili che dopo poche ore dall'apertura della piattaforma di Piazza Sciascia hanno danneggiato la copertura della postazione riservata al salvataggio. Non è certo un bel inizio. E se secondo il calendario non è ancora entrata l'estate, il termometro dice proprio di sì. Temperature roventi e spiagge prese d'assalto anche nel siracusano. Noi siamo stati in uno dei litorali più belli, quello di Fontane Bianche, con Francesco Aloi. C'è tanta allegria? Sì. Primo bagno? No, è il terzo, quarto. In Sicilia è esplosa l'estate. Sul calendario bisognerà attendere ancora un po', ma in realtà qui è già arrivata. Certo, assolutamente sì. In Sicilia almeno questo ce lo possiamo permettere, no? Mentre la temperatura si alza, il sole forte riflette sulle acque di Fontane Bianche. Siamo in una delle spiagge più amate da siracusani e turisti. Lavoro all'estero e ci troviamo qua in ferie e si sta veramente da Dio. L'aspettavamo e adesso è arrivata l'ora di prenderci un po' di sole. Il mare per fortuna c'è, un alleato contro il forte caldo. Chi può viene qui e ne approfitta per trovare refrigerio e, perché no, rilassarsi un po'. Ci rilassiamo un po' sotto l'ombrellone. Un tuffo, un po' di divertimento e la domenica siciliana è completa. Un po' di sport anche in spiaggia. Sì, assolutamente. Con questa bella giornata ci vuole. Secondo gli esperti, l'anticiclone afro-mediterraneo durerà almeno fino a domani. Nell'entroterra le temperature potrebbero sfiorare anche i 40 gradi, qualcosa in meno invece lungo i litorali. Poi nel prossimo weekend ancora caldo. Una doccia fredda con questo caldo è quello che ci vuole. Per forza, che non si può stare comunque al sole. Intanto qui si respira una bella aria di relax.
E il grande caldo arrivato ha fatto già scattare l'allerta rossa della Protezione Civile per rischio incendi in mezza Sicilia, soprattutto in provincia di Trapani e Palermo. Allerta arancione nel resto della nostra isola. Infatti sono stati 11 gli incendi divampati in Sicilia. I forestali e i vigili del fuoco sono stati impegnati in 3 roghi nell'Agrigentino, 2 nel Nisseno, 2 nel Catanese, 2 nel Messinese, 2 nel Siracusano. E ancora emergenza rifiuti a Palermo con strade e marciapiedi invasi dall'immondizia, roghi notturni e discariche a cielo aperto. Una storia che si ripete. Marco Gullà. Puntualmente, con l'arrivo dell'estate, tra l'altro non ancora ufficiale, torna l'emergenza rifiuti a Palermo. Anche stamattina la situazione dei giorni scorsi non è cambiata in diversi quartieri della città. Tutti i cassonetti di via Town del Rivel e della via Miraglio Nicastro, strade che perimetrano la caserma Cascino dell'esercito, straboccano di sacchetti che invadono anche le strade. Stessa situazione anche in via Guido Jung, traversa di via Miraglio Rizzo e in via Lanza di Scalea allo Zen. Ma le cose non cambiano in altre zone della città, come per esempio alla Zisa e a Borgo Nuovo, dove il rischio che qualcuno dia fuoco ai cassonetti, come già avvenuto, resta molto alto. Non mancano infatti i roghi appiccati dai residenti nella notte, esausti per la costante sopravvivenza, assieme all'immondizia che invade strade e marciapiedi, e poi resistono le discariche a cielo aperto con rifiuti di ogni genere che traboccano dai cassonetti stracolmi. Un film visto e rivisto. Nessun cedimento strutturale, ma un errore umano al quale sono stati indotti i 5 operai morti nell'incidente sul lavoro avvenuto nell'impianto di Casteldaccia. Trapelano alcuni dettagli dagli esami dei periti. Manlio Viola. Nessun malfunzionamento o cedimento delle strutture, solo un tragico errore, risultato fatale per i 5 operai. I periti della Procura di Termini Imerese che indagano sulla strage sono prossimi a concludere il loro lavoro e stanno predisponendo la relazione nella quale si ricostruisce la tragedia di Casteldaccia, costata la vita a Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera, morti soffocati dalle esalazioni velenose dell'idrogeno solforato durante un'operazione di spurgo di un tratto della condotta fognaria. Il drammatico incidente si sarebbe consumato nell'arco di pochi secondi, pochi minuti prima delle 13:30 del 6 maggio scorso. Secondo quanto scrivono nella bozza della relazione che dovranno consegnare entro agosto ai magistrati, la cisterna interrata è passata da una condizione di sicurezza con i liquami e l'idrogeno solforato all'interno del sistema a tenuta stagna di tubazioni e pompe dell'impianto di sollevamento ad un ambiente improvvisamente saturo di gas velenoso e con 80 centimetri di acque nere sul fondo della vasca. Nell'arco di pochi secondi è avvenuto tutto, non lasciando scampo ai malcapitati. Un evento improvviso che dalle prime indiscrezioni si è verificato per una o più azioni su diversi elementi dell'impianto. Ma la relazione non è completa perché bisogna risalire intanto a tutta la sequenza di azioni e a chi ha indotto i 5 operai nell'errore fatale. Per i magistrati l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo e le responsabilità vanno ricostruite nella catena di appalti e subappalti che avrebbe resa incerta proprio la responsabilità, alle quali comunque gli inquirenti sono convinti di poter risalire. A 2 settimane dalla morte di Angelo Onorato, l'architetto palermitano marito dell'europarlamentare Donato, ancora non si è fatta luce su quello che è un vero e proprio mistero: omicidio o suicidio. Intanto spunta l'ipotesi di un ricatto. Simona Mazzone. È ancora avvolta nel mistero la morte di Angelo Onorato, l'architetto trovato morto in auto a Palermo in viale Regione Siciliana lo scorso 25 maggio, con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo. Continua a sostenere che si tratti di omicidio la moglie dell'uomo, l'europarlamentare Francesca Donato, che lo ha trovato cadavere assieme alla figlia grazie al GPS, mentre da parte degli inquirenti è stata vagliata più volte l'ipotesi del suicidio, anche dopo l'autopsia che ha confermato nessun segno di violenza. Proprio per una serie di circostanze ancora non del tutto chiarite, le indagini si sono concentrate sugli ultimi istanti della vita di Onorato, mentre a distanza di 2 settimane emergono ancora tanti lati oscuri, spunta l'ombra di un ricatto che potrebbe essere contenuto su alcune chat cancellate che si stanno cercando di recuperare attraverso i sofisticati mezzi degli inquirenti. Ci sono troppi elementi che non tornano: il cadavere composto senza segni di colluttazione, una seconda fascetta trovata in terra, la cintura di sicurezza
sicurezza sganciata, gli oggetti in auto al loro posto, la lettera consegnata mesi fa al legale, le persone da incontrare quel sabato mattina, la visita alla madre poche ore prima di morire. Qualcuno tra familiari e amici avanza l'ipotesi di una minaccia o un ricatto che forse soltanto la sua morte ha potuto cancellare e di cui si sta cercando traccia su quelle chat fatte sparire. Rimaniamo a Palermo, c'è stato un incendio in un fast food e c'è anche una giovane intossicata, colonna di fumo in viale Regione Siciliana. L'incendio è divampato nei pressi della rotonda di via Belgio. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite nella zona delle cucine provocando un'alta colonna di fumo. Sono intervenute le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. I sanitari hanno soccorso una giovane che sarebbe rimasta intossicata appunto dal fumo. Andiamo a Catania adesso, giornata conclusiva di Etna Comics con Nino Frassica, l'attore che ha presentato il suo nuovo film 30 anni di meno. Ha raccontato anche qualche aneddoto legato alla sua carriera. Emanuela Corsi. Comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo e radiofonico. Nino Frassica, all'anagrafe Antonino Frassica, messinese di nascita, è uno degli artisti più poliedrici del piccolo schermo italiano. La sua carriera nasce grazie a Renzo Arbore, verso il quale l'attore continua ad avere un grande affetto. Ad Arbore, a Oldoini e altre persone che mi hanno creduto in me, ma non mi hanno raccomandato, non sono mai stato raccomandato, porca puttana. Mi dispiace ma non sono stato mai raccomandato, sono piaciuto a qualcuno che mi ha aiutato. Frassica è uno dei personaggi più amati dal pubblico, soprattutto dai giovani. Molti mi ricordano ancora per le trasmissioni di Arbore, ma sono tutti anziani, quindi avere un pubblico giovane mi fa piacere. Per i giovani che vogliono tentare questa carriera, cosa consigli di fare? Di insistere e di provarci, di non avere paura di sbagliare, perché tanto sbagliare serve per imparare. L'attore a Catania, ospite della giornata conclusiva di Etna Comics, ha presentato il film 30 anni di meno nelle sale dal prossimo 21 agosto, assieme al regista Mauro Graiani e al produttore Roberto Capullo. Ma come che è scomparso? Ce lo siamo perso. Adesso uno perde l'orecchino, uno strapone, una cintura, ma non un uomo, un sessantenne. Dal 2015 Frassica è la spalla televisiva di Fabio Fazio, in Che tempo che fa, col quale annuncia tornerà anche nella prossima edizione in autunno. Complimenti a Etna Comics. Ci fermiamo per una pausa, poi lo sport. Ritorniamo in studio, prima di andare allo sport leggiamo una notizia che è appena arrivata in redazione, ovvero il dato dell'affluenza alle urne alle ore 19 in Sicilia, alle 19 nei 37 comuni in cui si rinnovano sindaci e consigli comunali, l'affluenza è stata del 48,2%, sono chiamati al voto 463.205 elettori. In Sicilia per le europee alle 19 si registra un'affluenza del 29,6%. A Caltanissetta, unico capoluogo in cui si vota, l'affluenza è stata del 46,23%, il 10,30% in meno rispetto alle precedenti comunali. Andiamo allo sport, adesso il calcio. A Messina si lavora per definire l'accordo con il tecnico Giacomo Modica. A Trapani invece c'è ancora da giocare una partita, la finale scudetto della Serie D, per chiudere alla grande una stagione da record. Francesco Triolo. C'è chi ancora pensa al campo e chi invece sta cercando di programmare già la prossima stagione. Se il Trapani, infatti, prossima protagonista in Serie C, pensa alla finale scudetto di Serie D, il Messina sta lavorando per gettare le basi tecniche ed organizzative per il nuovo campionato. Iniziando dai trapanesi, la finale scudetto contro il Campobasso è stata fissata per domenica 16 giugno alle 16. La sfida doveva giocarsi sabato 15, ma quel giorno c'è la nazionale in campo contro l'Albania nell'esordio Euro 2024. Cucirsi lo scudetto sul petto sarebbe la ciliegina su una stagione da record per i Granata. Intanto la società si muove anche sul mercato in vista della prossima stagione ed ha messo nel mirino il centrocampista Federico Carraro della Feralpi Salò. A Messina invece sono giorni di attesa, il presidente Sciotto sta discutendo con il direttore sportivo Domenico Roma e con l'allenatore Giacomo Modica l'eventuale prolungamento del rapporto, ma ancora non c'è nulla di definito perché, anche se entrambe le parti puntano a camminare ancora insieme, ci sarebbe divergenza sulla durata del contratto. La situazione si dovrebbe sbloccare entro la fine della prossima settimana, anche perché poi il presidente Sciotto sarà indisponibile per diversi giorni per motivi personali.
Il Catania chiuderà a breve per il tecnico, il nome è sempre quello di Toscano. Intanto incominciano a rincorrersi i nomi di giocatori che potrebbero vestire i colori rosso-azzurri. Marco Carli. Messo un tassello, il direttore sportivo, serve l'altro, l'allenatore. Che il nome sia quello di Toscano lo diciamo da giorni, praticamente dal dopo Avellino. Che l'allenatore calabrese abbia un contratto in essere col Cesena per un altro anno dopo aver riportato i romagnoli in B a suon di record e di gol, ma che si va verso la fine del rapporto è l'altra verità. Si attende solo quella più importante di verità, l'ufficializzazione, anche perché nel frattempo si inseguono le voci sugli interessamenti per Toscano. Si è parlato del Bari, poi del Padova e del Vicenza, adesso la novità è la Salernitana, nobile decaduta in B. Anche se nelle ultime ore si registra un nuovo tentativo di inserimento proprio del Bari. Il Catania comunque lì ovviamente lavora per chiudere a breve con il tassello l'allenatore da cui partirà il resto. Incominciano a rincorrersi anche le notizie relative ai giocatori, da valutare ovviamente fra direttore sportivo e nuovo tecnico. Ad esempio da chi si riparte, nomi che circolano da tempo: Castellini, Quaini, Zammarini, forse Cianci, anche Beters, e poi c'è Chiarella, che dipende soprattutto dal sistema di gioco del tecnico. Toscano ad esempio gioca 3 in difese con 2 punte o un attaccante più 2 sottopunte, come ha fatto quest'anno a Cesena. Poi c'è una rosa extra large che va comunque sfoltita, e gli inserimenti con tanti nomi che circolano. L'ultimo in ordine di tempo è quello del centrocampista del Cerignola Capomaggio, mediano davanti alla difesa. Alcuni giocatori di ritorno dai prestiti saranno poi valutati in ritiro, compreso Ladinetti, che è stato a Taranto nella seconda metà della stagione. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.